Innanzitutto dobbiamo registrare un vero record, un record di arrivi quest'anno, 17 milioni e 200 mila arrivi e anche una presenza consolidata. Spieghiamo anche ai telespettatori che la presenza è il numero degli arrivi, quindi delle persone che arrivano in Veneto e che stanno più noti nel nostro territorio. È un anno da record per gli arrivi, ma diciamo che è vicino anche all'anno record delle presenze del 2011, quindi sicuramente è un'annata positiva, che però non deve lasciarci così distrarre dal nostro compito fondamentale, che è quello di continuare a presidiare i mercati importanti e maturi come il mercato tedesco, ma investire anche su nuovi mercati stranieri, e da qui i dati ci dicono la presenza turistica importante dei cinesi e degli americani che stanno venendo a flotte nei nostri territori, e che quindi ci dicono che dobbiamo impegnarci per dare ancora di più un turismo di qualità. E a proposito di qualità è la parola d'ordine. Ma direi di sì, perché i dati dimostrano che i turisti stranieri, ma anche quelli italiani, cercano la qualità. Infatti non è un caso che le migliori performance le abbiamo negli hotel a 4 o 5 stelle o nell'extra alberghiero, quindi nei bed and breakfast, negli agriturismi, che comunque danno maggiore qualità. Questo è un invito anche ai nostri operatori a investire su questo. E noi la mano gliela stiamo dando, dato che utilizzando anche non solo i fondi regionali, ma soprattutto mettendoli in sinergia con i fondi della comunità europea, noi potremo aiutare con il prossimo programma operativo tutte le nostre strutture, non soltanto coloro i quali vogliono ristrutturare i propri alberghi, i propri bed and breakfast, ma anche cercando di dare un impulso maggiore alle nuove start-up di impresa, quindi i giovani che vogliono investire in turismo, e alle aziende che vogliono creare reti di impresa, cioè mettersi insieme per creare magari nuovi prodotti turistici.